Archiviata la consultazione referendaria di domenica, che anche a Chioggia ha visto superare, seppur di poco, il quorum del 50% degli aventi diritto al voto, il Comune auspica che vengano tratte conseguenze anche per quanto riguarda gli aspetti più legati al territorio, ovvero le leggi speciali e il porto. Mentre Zaia chiede a Roma una revisione costituzionale per inserire il Veneto nel novero delle regioni a statuto speciale e trattenere così i 9/10 della spesa, ridefinendo ben 23 competenze in capo a Palazzo Balbi, il sindaco Alessandro Ferro postula una gestione decentrata a proposito dei due temi di cui sopra. La legge speciale concerne un ambito geografico che rientra per intero nel territorio regionale, nota il primo cittadino, e la portualità comprende infrastrutture definite strategiche. Vedi il caso del deposito GPL, con un'autorizzazione scandalosa concessa dal Ministero per lo Sviluppo, mentre prima la competenza era regionale. Inoltre, sostiene Ferro, anche infrastrutture di comunicazione come la strada Romea potrebbero diventare di competenza regionale. L'incognita sta nei finanziamenti previsti dall'articolo 117 della Costituzione. La consulta, ricorda il sindaco, aveva già respinto i quesiti referendari posti dalla legge 15 del 2017, che riguardavano la gestione diretta dei tributi riscossi nel territorio regionale. È questo lo scoglio più arduo che si para davanti nel percorso tra Venezia e Roma. I dipendenti comunali continuano lo stato di agitazione. Lo ha deciso stamane la loro assemblea, convocata per oltre 2 ore nell'Auditorium di Calle San Nicolò. Dalle 7.45 alle 10, poco meno di 200 lavoratori hanno discusso delle iniziative da allestire per arrivare all'obiettivo, ovvero non solo la conferma degli stanziamenti precedenti, pari a 78.000 euro da parte dell'amministrazione, ma l'eliminazione della clausola definita capestro, secondo cui il lavoratore destinatario di un progetto riceve sia i fondi per quest'ultimo che il premio alla produttività. C'è solidarietà tra i colleghi, affermano le sigle sindacali. Per questo chiediamo che la cifra sia unica per tutti, che le parti siano uguali, ovvero chi porta a termine un progetto non riscuota poi anche la produttività e viceversa. I dipendenti hanno dato mandato alle rappresentanze di categoria di chiedere un confronto con la Giunta e con il sindaco in date da definire. È stato dimesso nella mattinata di ieri dall'ospedale all'Angelo di Mestre lo stopper della Clodiense Chioggia Sottomarina Mohamed Momo Abshah, ferito nell'incidente stradale che sabato all'ora di pranzo lo ha coinvolto assieme a 3 compagni di squadra lungo la Romea, al ritorno dall'allenamento di rifinitura. Abshah dovrà osservare un periodo di riposo a letto. Non ancora scongiurato del tutto, per ora l'intervento chirurgico atto a ridurre la frattura a una vertebra, ma il rischio è troppo alto anche per la carriera. Momo ha riportato anche una frattura al setto nasale. Dal proprio profilo Facebook, il difensore Granata ringrazia le tantissime persone, tifosi e non, che si sono interessati alla sua salute. Non importa quante volte cadi, l'importante è rialzarsi. La Clodiense e la comunità sportiva di Chioggia attendono i ragazzi in campo il più presto possibile. Oggi dalle ore 17, nell'Aula Magna di Palazzo Grassi a Chioggia, cadrà il primo appuntamento della nuova stagione per l'Opera Metropolitana, ciclo di iniziative a carattere lirico in collaborazione tra la Fondazione Clodiense e il Teatro La Fenice. La carriera di Gioacchino Rossini sarà esposta ai raggi X grazie alla conferenza di Mario Merigo, comprensiva di ascolti musicali. Martedì 31, sempre alla stessa ora, verrà proiettata un'edizione cinematografica del Barbiere di Siviglia. Gli eventi della serie coinvolgeranno a novembre anche la città di Cavarzere. Ciao amici, buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo con Chioggia Azzurra. Quindi dopo il passaggio molto veloce, direi perturbato di domenica, la situazione, come vi ho già rammentato ieri, si va verso un'ottimizzazione del tempo. Perché questo anticiclone subsahariano, quindi africano, ritorna ad impossessarsi in maniera predominante del continente europeo. Quindi un'ulteriore anomalia di questi ultimi mesi è rappresentata proprio dal fatto che questi anticicloni, oltre a indebolirsi gran poco e quindi a permettere pochissimi flussi perturbati in direzione del nostro paese, una volta insediatisi faticano ad essere scalzati una volta per tutte.
Quindi ancora una volta sono qui a dirvi che naturalmente le temperature guadagneranno terreno nei prossimi giorni, stabilizzandosi ancora su medie relativamente di settembre piuttosto che di fine ottobre e di novembre, quindi avremo delle massime che ci aggireranno tra i 20 e i 22 gradi, ancora più in alto nella parte occidentale dove raggiungeranno anche i 25 gradi e quindi lasciando praticamente un livellamento di pressione che si accompagnerà almeno fino a fine settimana. Al momento sembra che non venga confermato nessun tipo di peggioramento anche nei primi giorni di novembre, laddove le carte vedevano una discesa di aria molto fredda tra il 2 e il 3. Quindi sintetizzando la cosa, dovremo andare avanti ancora un bel po' e probabilmente rispecchierà almeno la prima decina di giorni di novembre quello che già abbiamo avuto a ottobre. Quindi si va peggiorando la siccità in zone come la Sardegna e il Piemonte, che ha avuto anche gravissimi incendi dovuti a quel caldo nella scorsa fine settimana, e quindi la situazione si fa ancora più grave, come ho già detto. Ma tornando a noi, oggi ottima giornata, soleggiata, tersa, leggermente ventilata da ovest nella mattinata, con temperature che dai 10 gradi, 9-10 gradi del mattino, si porteranno tra i 19 e 20 nel pomeriggio. Quindi forte escursione termica, ma sostanzialmente bel tempo. Ciao a tutti, ci sentiamo domani.